La sesta corsa è la prova di maggior qualità della giornata, una prova per 4 anni di buona categoria, 1 Bandiera del Sile, 2 Beren, 3 Brigidella, 4 Bip Bip MTT, 5 Bolt, 6 Banui B, 7 Black White ZS, 8 Bomber B. Allineamento completato, autostart che entra in dirittura e si prepara a lasciarli. Sbaglia Bonui B. Sono veloci Brigidella e Bip Bip MTT. Con Bip Bip che va su Brigidella, si presenta, sfila ed è al comando. Si è rimessa in coda Bonui B, che però ovviamente ha perso una delle sue parti migliori, ovvero la partenza. Adesso dovrà costruire. Bip Bip MTT al comando. 14,8 per il primo ottavo di miglio e il ritmo viene abbastanza ridotto già sulla dritta opposta alle tribune, tanto che si muove Bolt dalle retrovie. In seconda posizione è Brigidella, in terza c'è Bandiera del Sile, 30 per il primo quarto di gara, con Bip Bip MTT che affronta la curva di sinistra da indisturbato leader. Si trascina Brigidella, Bandiera del Sile, quindi Black White ZS. All'esterno c'è Bomber B che trova l'anticipo da parte di Bandiera del Sile, anzi è Beren quella che trova l'anticipo di Bandiera del Sile. I primi 800 di gara passati in 1 minuto e 3 decimi con una frazione in 33. Arriva Bandiera del Sile a lato di Bip Bip MTT, anche perché tira un po' la leva di Manuel Pistone che la lascia un po' sfogare. Brigidella sempre alla corda, Beren in pariglia, sbaglia Bolt che lascia così la terza pariglia esterna a Bonui B che cerca di ingambarsi. 1.14,9 il primo chilometro con Bip Bip che guida, Bandiera all'esterno, poi Brigidella e Beren richieste. Ancora Bonui B che cerca di venire in mezzo alla pista, 1.29,2 i 3/4 di miglio con Bip Bip MTT all'avanguardia nei confronti di Bandiera del Sile. Bonui B che si impegna in terza ruota lungo la corda, sempre Brigidella, viene via anche Black White ZS dalle retrovie, la retta d'arrivo per Bip Bip MTT che è in vantaggio nei confronti di Brigidella e di Bonui B che prova a tornare a centropista, ma Bip Bip MTT trova la quinta consecutiva, vince nei confronti di Bonui B. Al terzo posto Brigidella, 1.58,2, 29 l'ha chiuso dopo un 28,9, 1.13,7 il ragguaglio cronometrico di Bip Bip MTT. Lorenzo Baldi che guida e allena per Giancarlo Miotto, continua il momento d'oro di questo figlio di Main Wise S che in coast to coast vince la quinta corsa consecutiva, continua la crescita da parte di Bip Bip MTT. Corre super bene Bonui B, però bisogna partire per vincere le corse. Oggi fa un numero, ma può essere solo seconda. Al terzo Brigidella.